E nel solco degli incontri di dialogo, confronto e dibattito con le istituzioni avviato dalla Conferenza Episcopale Siciliana che oggi, nel corso del primo giorno della sessione primaverile di lavori della CESI, i vescovi delle diocesi di Sicilia hanno accolto nella sala delle conferenze il presidente della regione, l'onorevole Renato Schifani. Invitato dal presidente dei vescovi siciliani, Monsignor Antonino Raspanti, l'onorevole Schifani ha sostato in conferenza dialogando con i presuli. È stato un confronto molto utile perché mi ha arricchito di tematiche che già conoscevo, ma mi ha spronato sempre di più a confrontarmi innanzitutto e continuarlo a farlo nei confronti del mondo ecclesiale, nel mondo della conferenza episcopale, perché è giusto confrontarsi, parlarsi, recepire e rincontrarsi. Torneremo ad incontrarci periodicamente perché il mio deve essere un governo dell'ascolto, del confronto, non dello scontro. E quali sono stati i temi sul tavolo? Ma innanzitutto lo spopolamento delle nostre terre di provincia, alle quali ho dato risposta sperando che la reintroduzione delle istituzioni delle province possa rivitalizzare quei territori. Il tema sanitario, il tema sociale, il tema della presenza delle infrastrutture, il tema dei giovani. Io sono molto contento di questo incontro, mi ha arricchito, mi ha caricato. Ho ascoltato con attenzione, con grande senso di responsabilità tutti gli interventi, privi di qualcuna volontà, diciamo, polemica, e questa è la bellezza della democrazia. I laici prendono la parola. Negli scorsi giorni le aggregazioni laicali hanno scritto una nota sull'aumento delle retribuzioni dell'ARS. Nasce un nuovo sentimento di politica, una nuova idea di partecipazione, di interesse e di responsabilità? Beh, innanzitutto la politica deve essere responsabile, non dare luogo ad atteggiamenti che possono essere criticati dall'opinione pubblica, in particolar modo in un momento di grande crisi sociale, di crisi di vocazione, di crisi professionale. Dobbiamo dare l'esempio e questa è la nostra volontà, almeno la volontà di chi vi parla.